Non ci voglio credere. Beh, ho capito, mi sa che oggi la live non sa da fare. Ma risulta la live? 0 partecipanti. Ciao Manuel, ciao carissimo. Ragazzi, non so che cazzo è successo. Cioè, ne so fatto un'idea di quello che può essere effettivamente. Non lo sto capendo veramente. Ciao Gabriele. Non riesco a capire se il quantitativo delle persone che conta è giusto o meno. Vediamo un po'. Madonna mia. Guarda oggi come va a finire. Oggi sbrocco, Video. Nemmeno me la dà la vecchia live. Come la passi la quarantena per il coronavirus? Come la passiamo un po' tutti, semplicemente che io non gioco. Cioè gioco un po' a Football Manager, però proprio veramente poco perché il PC è quello che è. Però penso come più o meno tutti, annoiandosi. Cerco di inventarmi le cose per passarla. Voi invece? Come la state passando questa quarantena? Ciao Alessandro, ciao di nuovo Set Game. Ciao a tutti ragazzi. Intanto aspettate che provo a spammare un po' la live sul mio canale Telegram, cosa che non faccio mai però. Ciao Sarrischi, tutto a posto. Te Seb? Comunque Sarrischi, mi stavi a dire che ha detto Gravina ieri? Netflix, PS4, allenamento, mi sembra giusto. Bene, meno male. Meno male. Lo so Manuel, è normale. Penso sia una cosa normalissima. Ci sta. Beati voi che potete. Voi che potete fate assolutamente bene. Giocate anche per me. È noioso che non c'è più il calcio. Lo so, però è giusto così. Il calcio adesso è una priorità. Dicevo che Spadafora, ok. Ha detto che per il governo è difficilissimo che riprenda tutto al 3 maggio, come si dice. Se riprende, certamente a porte chiuse. Guarda, Sarrischi, io mi sono fatto un'idea. Allora, ti dico quella che è la mia idea. Anzi, le mie due idee, perché secondo me può finire soltanto in due modi. La prima opzione è che il campionato in realtà è già finito, nel senso finisce così, vale la classifica all'ultima giornata giocata, a prescindere dal fatto che le squadre abbiano più o meno partite rinviate, quindi scudetto alla Juventus e poi per le retrocessioni non so cosa faranno, oppure, e secondo me da una parte sarebbe la scelta più logica, ma quella più dolorosa da una parte, che è finire questa stagione, quindi la 2019-2020, e non disputare la 2020-2021, quindi ricominciare nella 2021-2022, perché anche per una semplice questione di tempistica è impossibile fare tutto, perché l'anno prossimo ci ritroveremo cioè a fine del 2020 ci ritroveremo con campionato di Serie A da finire, campionato di Serie B da finire, Coppa Italia da finire, Champions League da finire, Europa League da finire, qualificazioni mondiali,
gli europei, le Olimpiadi, c'è un botto di roba nell'arco della prossima stagione. E in più c'è da finire sto campionato. Quindi secondo me converrebbe finire questo e non disputare il 2020-2021. È secondo me la cosa più logica. Anche se cioè, già adesso il calcio sta perdendo un quantitativo di soldi immane. Figuriamoci se non si disputa un'intera stagione. Però secondo me è necessario per rimettere tutto in paro. Sai del bonus di 600 euro che ha detto Conte? La domanda che ci doveva essere sull'Inps non l'ho mai vista. Calcola, sono andato a controllare anch'io. Sono andato a controllare anch'io per vedere, ma non ho visto assolutamente niente. Che poi non ho capito nemmeno a chi è destinato questo bonus. Cioè, se eventualmente ci posso rientrare anch'io o meno. È logico, ma credo impraticabile. Esatto, per la questione dei soldi. Lo so, però secondo me è la cosa più giusta da fare. Nel senso, ormai il fatto è che questo campionato ormai l'hai cominciato, quindi devi per forza finirlo se lo vuoi finire e soprattutto, cosa più importante, se c'è la possibilità di finirlo, ok? Perché bisogna sempre vedere come arriverà l'Italia, quindi bisogna vedere sempre se c'è la possibilità di finirlo. Qualora non ci sia, è giusto prendere la classifica attuale, magari fai solo una partita che è Genoa-Lecce per decidere chi retrocede, ma il resto è già tutto bello che deciso. Al massimo fai disputare sempre a porte chiuse soltanto i playoff di Serie B. Mentre se devo andare a logica, secondo me è meglio non far finire questo campionato, nel senso finiamola qui che è meglio, e poi se ribecchiamo tutti nel 2021. E lo so che perderebbero troppi soldi, Mario, però pensa al quantitativo di impegni che tu hai per la prossima stagione. Cioè, devi trovarti a recuperare un bordello di cose, veramente tante. È impossibile recuperarle nell'arco di un solo anno, anzi di molto, molto meno. Ma allora dovrebbero fare anche Juve-Lazio per lo scudetto se fai disputare Genoa-Lecce per la salvezza e così via. No, perché comunque la Juve c'ha un punto in più della Lazio. Genoa e Lecce stanno a pari punti. Sì, fai tipo dei mini tornei nazionali giusto per non far perdere la condizione ai giocatori, giusto per quello, e ricominciare tutto nel 2020-2021. Però ripeto, bisogna anche vedere come ci si arriva poi a inizio maggio, ragazzi. Tutto dipende da quello. Ciao Dipa, ciao carissimo. Io tutto a posto. Là a Torino che si dice? State bene? Ma facendo così tutte le squadre faranno ricorsi fino all'inverosimile e non ne esce più. Ma infatti ho detto, dipende anche da come ci si arriva poi. Dipende soprattutto da quello. Qui è un po' critica, immaginavo, Dipa, immaginavo. Mi dispiace, lo so, tocca per forza tirare avanti. Da serie piamo la ride che se mettiamo pure a piagne non ne uscimo proprio più. Tra l'altro qui hanno smesso pure di fare i flash mob. Quindi manca a dire c'hai un po' di svago, ti metti un po' di musica, canti un pochetto, mo, manco quello. Quindi, com'era Kader Giannakis? Una pippa allucinante. Secondo me l'unica cosa certa è che quest'anno o a settembre il campionato iniziato dovranno farlo finire. Dipende. Io continuo a essere dell'idea che secondo me il campionato è già finito. Tanto ciao Fabri. La gente forse comincia a rendersi conto e si preoccupa. Ma è il minimo, penso sia il minimo. Cioè, se non se ne sono resi conto fino adesso, non so dove cazzo hanno vissuto, eh. Dai.
È difficile non rendersene conto, dai. Veramente difficile. Io sono convinto che il campionato di quest'anno lo fermano così, mandino le prime 4 nelle coppe e le ultime retrocesse, senza assegnare il titolo a nessuno. Potrebbe essere un'opzione. Io ripeto, sono del tuo stesso pensiero, nel senso che secondo me il campionato è già finito. È finito così e sinceramente da una parte meglio, anche perché per adesso ovviamente il calcio non può e non deve essere la priorità di niente e di nessuno, nella maniera più assoluta. Però qualora la FIGC voglia per forza di cose far proseguire il campionato a porte chiuse, ok, lo si può proseguire volendo a porte chiuse, cazzi loro, però secondo me la scelta più logica sarebbe poi non disputare il 2020-2021 per mettere tutto in paro, perché l'anno prossimo ci dovresti avere il recupero del campionato attuale, il recupero della Coppa Italia attuale, il campionato del 2020-2021, la Coppa Italia del 2020-21, c'è la Champions League e l'Europa League da recuperare, ci stanno le qualificazioni mondiali perché nel 2022 c'è il mondiale, c'è l'europeo nell'estate del 2021, oltre a quello ci stanno le Olimpiadi, quindi l'Under 21 dovrà andare a giocare alle Olimpiadi, è pieno di roba l'anno prossimo, è pieno di roba e per far coincidere tutto tu l'anno prossimo non puoi giocare perché non ce la fai proprio fisicamente a far coincidere tutte queste cose, è veramente impossibile, cioè o giochi ogni giorno, ma fio mio, non puoi giocare ogni giorno, non puoi veramente. Per le coppe però è diverso, perché hai squadre che sono tutte sullo stesso livello al momento, viceversa i campionati vincono squadre che hanno 20 punti di vantaggio sulla seconda e così via. Da una parte c'hai ragione, però comunque per quanto riguarda i campionati c'è anche da dire che mancano 12-13 partite e se non mi sbaglio alcune anche 14. Quindi magari una squadra potrebbe recuperare, magari un'altra no. Perché no, nell'NBA fanno 0 partite l'anno. Che vuol dire? Al massimo il Cagliari andrà in Europa, ma sinceramente adesso non mi interessa nemmeno se il Cagliari va in Europa. Ah, fanno 100 partite a stagione. Sì, è vero, ma non giocano ogni giorno. Quello nessun sport, nessuno gioca ogni giorno. Nessuno. E soprattutto, ripeto, verrebbe totalmente squilibrato perché le squadre poi verrebbero decimate per via degli impegni. Tu il martedì e il mercoledì c'è la Champions, il giovedì c'è l'Europa League, ma di mezzo c'è anche la Coppa Italia, la qualificazione per le Olimpiadi, la qualificazione per i mondiali. Come fai? È impossibile, è veramente impossibile. Diventerebbe un campionato falsato, totalmente falsato. Parlando della Roma, ad esempio, tra 1 o 2 mesi ha recuperato tutti i giocatori. Chi gioca contro di lei è svantaggiato. Per questo credo che il campionato sia falsato. Assolutamente. Però non è giusto far retrocedere le ultime 3, sinceramente. Capito? Comunque, se tu stai nelle ultime 3, significa che durante il campionato hai fatto qualcosa. Sinceramente non penso che la SPAL non meriti la retrocessione.
Il Lecce, secondo me, non merita la retrocessione, però non ha guadagnato abbastanza punti fino adesso. È vero che sta a 25 a pari punti col Genoa, però non è che sta lì per colpa dell'altri. Esatto, Dipa, soprattutto il Benevento che ha 20 punti in più rispetto alla seconda, dai. Poi sta cosa dei playoff di Serie B io non la capirò mai. Fate salire le prime tre, vaffanculo, dai, su. Si mettono a far giocare pure l'ottava, quella che si è qualificata ottava. Ma dai, su. Ma fate salire le prime tre, vaffanculo. O al limite fate come la Bundesliga, che la terzultima della Serie A e la terza della Serie B fanno una doppia sfida e chi vince o rimane in Bundesliga o sale in Bundesliga. Dai, su. I playoff in Italia non hanno veramente senso di esistere, sono fatti a cazzo dei cani. Non c'è sta, non c'è sta proprio. Cioè, ti fanno credere che se arrivi ottavo meriti una chance per salire in Serie A. Ma dai, su. Gira tutto intorno ai soldi. E invece adesso dove se li stanno infilando i soldi del calcio? Fammi sta zitto, va. Lo sappiamo benissimo dove si stanno a infilare. No, ma io spero, anche se ripeto, il calcio in questo momento non è per niente e non dovrà mai essere la priorità, ma spero che quando finirà tutto questo il calcio subisca, perlomeno in Italia, un cambiamento. Veramente un cambiamento. Preferisco avere un calcio più povero, come per dire, che ne so, un calcio scozzese, per dire, che è più ignorante, più povero, ma è più vero, più sincero. Io spero di uscire di casa ad aprile, ma quello, Fabri, secondo me ad aprile nessuno esce di casa, parliamoci chiaro. Nessuno esce di casa. Lo spero anch'io, ovviamente. Però qui aprile secondo me proprio no. Secondo me se vogliamo andare a vederla tutta, sta situazione secondo me potrebbe finire maggio, indicativamente maggio. Ma è proprio in quel momento in cui tu te devi proprio serrare a casa ancora di più. Perché un rischio, cioè lì veramente corri il rischio di un altro contagio, perché la gente ricomincia a uscire e lì si creerebbe il panico. Quindi io spero che l'Italia si sappia comportare bene in quel frangente. A me quella è la situazione che mi preoccupa. Oppure non retrocede nessuno, in Serie A ci vanno 4 squadre. È peggio, peggio, assolutamente peggio, totalmente peggio, perché poi allunghi il campionato e tu alla fine del campionato c'hai l'Europeo e c'hai l'Under 21 che va a giocare le Olimpiadi. Come fai? Fai più turni infrasettimanali? Li puoi fa', ma c'è sta di mezzo sempre la Champions League e l'Europa League. E quando non c'è stanno di mezzo quello, c'è sta di mezzo la Coppa Italia. Come fai a far quadrare tutto? È impossibile. La Serie A a più di 20 squadre penso sia una cosa da non tenere minimamente in conto. Fine maggio-giugno, non prima, anche se credo che la gente non riprenderà come prima a uscire. Secondo me qualcosa rimarrà in tutti noi. Assolutamente, Michel.
Ma infatti proprio per il rischio di un nuovo contagio aspetteranno ancora mesi prima di farci uscire. Ma spero di sì. Io infatti da una parte spero che questa situazione si protragga ancora a lungo per il semplice fatto che così scongiuriamo qualsiasi tipo di eventuale nuovo contagio. Infatti ci sarà un rischio di un nuovo focolaio o qualche caso di recidività. E infatti è quello il problema, Zares. È proprio quello il problema. Il 20 aprile si dice dal lavoro da me, anche perché facciamo la fine della Grecia 2011. Purtroppo Fabri, noi stiamo a fare tutto quello che è necessario, più di questo non so quanto possiamo fare. Ciao Christian, tanto l'emergenza massima è sino al 31 luglio, ma potrebbe subire una proroga. Il 31 luglio è comunque una data indicativa, non è detto che le misure prese durino effettivamente fino al 31 luglio, nel senso possono smettere prima o possono essere prorogate fino a novembre volendo. Tutto sta nelle decisioni del governo. Comunque non so se l'avete saputo, ma oggi hanno già provato a svaligiare un paio di supermercati. Non l'avevo saputo e preferivo non saperlo, sinceramente. Tutto a posto, Christian, tu? Comunque, regà, per adesso l'importante è uscire da sta situazione. Uscirne assolutamente. Perché non si può andare avanti così. Non scatta la guerra civile, Fabri, non ti sta a preoccupare. Io pure c'ho la donna lontano, Fabri, però che cazzo tocca fa? Tocca aspettare. Come mai così e così, Gri? Raga, comunque il problema vero è che finita questa situazione ci saranno un botto di persone senza lavoro che non avranno più come campare. Purtroppo cioè, lo sapevamo fin dal principio. Lo sapevamo fin dal principio. Per dite, io sono uno di quelli. Calcola che io il giorno prima che scantasse la quarantena, io il giorno prima che scantasse la quarantena ero andato a firmare i contratti. E il giorno dopo è cominciata la quarantena in Italia. Me lo ricordo, era martedì 4 marzo o martedì 3 marzo. Ho un pochino di mal di testa. Allora che ci sta a fare su YouTube? Ma vatti a riposare. Vatti a riposare. Minchia che sfiga. Però che vuoi fa? Ho capito Mario, però fidate, non pensare che la situazione è comunque buona, eh. Non pensare che la situazione è comunque buona, fidate. Vedrai troppa attesa per il train, la gente sta scapocciando, ti ammali di altro. Fabri, meglio ammalasse di altro che morì per coronavirus, detto sinceramente. Madonna, tanto ce ne stanno dei live che farò, non ti preoccupare. Il fatto è che poi in due scappi, mi sa che in Europa siamo quelli messi meglio pure. Ma io ho visto alcuni video in Francia che la gente sta scapocciando. Non so se l'avete visto, ma il Ministero della Salute francese ha dovuto fare un comunicato in cui spiegava ai francesi, vedete che è un popolo veramente di merda i francesi, che non si combatte il coronavirus con la cocaina. Cioè, vedete di che popolo stiamo a parlare? Poi dici perché te stanno sul cazzo i francesi? Non lo so. Comunque in Francia stanno a scapocciare.
perché stanno a piè d'assalto tutti i supermercati, stanno a fare la stessa cosa che abbiamo fatto noi all'inizio. In Spagna stanno messi molto molto bene. Cioè, scusate, molto molto male. Perché in una settimana hanno raggiunto, penso, la metà dei nostri contagi. La metà. Quindi anche lì la situazione è veramente molto molto grave. Poi ci stanno gli Stati Uniti che sono diventati il paese numero 1 per contagi, quindi mentre noi siamo il paese numero 1 per vittime, quindi bisogna aspettare che migliora la situazione. Non ci stanno altre cose purtroppo. Appunto, Zares, manca a dirlo. È un periodo veramente, regà, surreale. Surreale. Veramente surreale. Insomma, a Tor Vergata vogliono chiudere il reparto di dialisi, di chemioterapia, malattie psicologiche, fobie ed altro. Non possono andare oltre se la gente esce. Gesta, non basta l'esercito, fidate. Ma tu non hai capito che allo Stato non gliene frega un cazzo se tu parti di capoccia. L'importante è che parti di capoccia se stai dentro casa, stando dentro casa. Perché l'importante è quello. Da me ultimamente ci sono stati vari casi nella mia vita. Mi raccomando, pure te, Christian, rinchiuditi dentro casa. Questo finirà nei libri di storia, lo stiamo vivendo. Sinceramente mi sarei risparmiato dei finire nei libri di storia. Me lo sarei volentieri risparmiato. I contagi diminuiranno. I contagi sicuramente diminuiranno. Perché prima o poi lo faranno. Bello, sta facendo qui. Cagliari-Napoli. Bravo, Michele. Sì, ma se esci di capoccia scatta l'inferno, per non parlare di maltrattamenti. E che fai, Fabri? Come alzo, cioè, come alzo, sì. Come lo blocchi? Come cerchi di limitare i contagi, scusa? Fai andare la gente in giro? Sinceramente penso sia un po' una stronzata di che il lockout non funzioni e che non sia praticabile. Chiudi tutto, completamente tutto, un mese e mezzo, fai mandare l'esercito che ti porta i beni di prima necessità a casa, finito. Finito. Quello è un problema delle teste di cazzo, Mario. E purtroppo quel virus non lo puoi fermare, il virus delle teste di cazzo. Però il corona sì. Zares, che vuoi che faccio? Mi rompo le palle. Cerco di giocare un po' a Football Manager se il computer collabora. Mi sono ricominciato a guardare il Game of Thrones, giusto così per ingannare un po' il tempo.
e studio giapponese. Questo è quello che faccio io. Non faccio chissà che. Stando a casa non combatti, hai ragione, funziona ma non può durare il lockout. Immaginavo te ne uscissi con una cosa del genere, Fabri. Però, ripeto, secondo me è stato necessario. È stato necessario il lockout. Tra l'altro è simpatica sta cosa che Boris Johnson che ha detto non preoccupatevi del virus, immunità di gregge e tutto quanto, è risultato positivo al coronavirus. Complimenti. Complimenti. Sarà veramente una Pasqua di merda, ragazzi. La cosa brutta è che a Pasqua festeggiamo i 50 anni dello scudetto. 12 aprile. Vediti Westworld su Sky, è bellissima. Di che parla? Che vuol dire bel 100 una merda? Hai visto Hunger Games? Hunger Games no, non l'ho visto. So più o meno di cosa si tratta, però non l'ho mai visto, devo essere sincero. Forse dovrei recuperarlo. Ah, Centenario, ok. Boris con quei capelli non è credibile. Sì, infatti. Esatto. Io non l'avevo mai visto Boris Johnson, devo essere sincero. Poi quando l'ho visto ho detto, ma cazzo, questo è Trump. Questo è Trump. Infatti. Però Trump c'ha proprio più la faccia da cazzo. Proprio che vorresti prendere a schiaffi. Johnson invece ti pare un deficiente qualunque, no? Che poi deficiente effettivamente è. Quindi. Tra l'altro, regà, io intanto. No, aspetta. Fammi prima accende la TV, metto il muto e poi metto Sky. Io mi sono rotto il cazzo. Cioè, io prima stavo sempre su Sky Sport 24, mo mi sono rotto il cazzo perché fanno vedere sempre le stesse cose. Con sto hashtag Casa Sky Sport, fammi mettere Sky TG24. Vicini al picco, ma non ci siamo ancora. Ah, che culo. Che culo. Ciao Max. Ieri hai visto Piazza Pul... No, no. Se so che c'è Salvini non guardo niente. Già mi rode il culo del mio, ci manca solo che mi metto a guardare Salvini. C'è qualcosa di carino? Non c'è una beata minchia. Perfetto, mi rimette Sky G24. Arrivati 6 milioni di mascherine dalla Cina. Impossibile stima sintomatici, esatto. Esatto. Pensa che la donna mia gli hanno operato di tumore alla madre, non ha potuto andare, sta a casa da sola e mi rode saperla così.
Lo so Fabri, lo so. Lo so. Purtroppo la situazione è questa qua. Non, non c'è sta tanto da fa'. Hai visto il video di Matt? No, sinceramente no. Tutti i video che mi spammano io non li guardo, quindi non l'ho visto e non credo che lo guarderò. Pa, 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 pa. Ah, ragazzuoli cari, ragazzuoli, che tocca fa? Hai litigato con l'Eccelsior? No, assolutamente no. Non ho litigato con Mattia, perché? Cosa ti fa credere che io abbia litigato con Mattia? Mi sto staccando di stare in casa e non ne posso più. Lo so, Max. O così o tutti col coronavirus. Purtroppo che ce lo fa? Nainggolan vuole fare serata appena esce di casa. Vabbè, non lo sospettavo. Perché hai detto che il suo video non lo guarderai mai. Io ho detto che tutti i video che mi vengono spammati non li guarderò mai. Assolutamente, io non guardo mai i video che vengono spammati. È una cosa mia. Qualsiasi persona che spamma un video in un gruppo dove ci sono anch'io, io poi il video non lo guardo. Io ormai passo il tempo solo giocando alla Play o leggendo qualche manga. Che manga leggi, Zares? Ma la scorta di Knusa ce l'ha ancora? Sì, ce l'ho ancora. Ma il Barcellona che non vuole ridursi lo stipendio, ma mortacci loro. Sono delle merde, sono veramente delle merde. Come mai non ti incuriosisce? Lo sai che c'è? Io odio quando la gente spamma i video. È una cosa che io non concepisco. Mi dà fastidio proprio, quindi non li guardo. Ma nessuno, nessuno. Tutti i video che mi spammano io non li guardo. E non li guarderò mai. Mi dà fastidio quando la gente spamma i video. Perché se te lo spamma vuole che tu lo guardi e quindi di conseguenza io non lo guardo. Mi ricordo quando si è sciacquata la capoccia con l'icnusa, il video in Nainggolan. Mi è preso il matto. Lì mi è preso il matto. Era un qualcosa che non pensavo potesse succedere di nuovo. Non pensavo che Nainggolan potesse mai tornare a Cagliari, quindi lì ho sgravato, lì ho veramente sgravato. Ma tranquillo Christian, mica te devi scusare, ci mancherebbe. Ajin, no, sinceramente non lo conosco. A parte che io non è che ne conosca tantissimi di manga e di anime, sono veramente pochi quelli che mi incuriosiscono. Io, per esempio, l'unico anime a cui sto appresso è My Hero Academia, che è diventato, penso, il mio anime preferito in assoluto. My Hero Academia è tanta tanta roba.
Hai visto cosa ha detto Abramoff? Un giorno vorrebbe tornare a Cagliari. Non da giocatore, spero. C'ha 87 anni, c'ha? Io voglio Abramoff di nuovo col pantalone. Voglio Abramoff col pantalone. No, stanno a far vedere adesso Boris Johnson. Che testa di cazzo. Mamma mia. Te la ricordi Lazio Cagliari 1-4? Assolutamente sì. All'andata perdemmo in casa 4-1. Prima giornata del campionato, o 2007-2008 o 2008-2009. No, 2007-2008 la prima giornata era Cagliari-Napoli. C'era Napoli-Cagliari. Secondo te, se si riparte l'anno prossimo con la classifica di adesso, chi vince lo scudetto? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Faccio fatica a dirti una squadra che potrebbe vincerlo perché secondo me non accade. Non accade. È veramente improbabile che possa accadere. Continuo a ripetere che secondo me il campionato è finito. Bello che finito. Poi starà alla Lega a scegliere se assegnare o meno lo scudetto. Però secondo me il campionato è bello che finito. Purtroppo. Ah, mi ero scordato, c'è la piccola chicca che vi volevo dare. Allora, aspettate, sono sicuro che mi ringrazierete tantissimo. Ah, ah, ah. Allora, raga, vi consiglio questo sito in cui praticamente voi vi iscrivete in questo sito e potrete guardare tutte le partite che volete. È praticamente un catalogo dove ci sono le partite praticamente di tutti i campionati, Serie A, Serie B, Serie C, Liga, Ligan, Premier, di qualsiasi anno. E per guardare le partite basta che vi iscrivete. Regà, partite intere. Intere. Ci sono anche quelle del Cagliari, ovviamente. Quindi, se state in astinenza da calcio e vi volete vedere una partita, questo sito è quello che fa per voi. Quindi, vi salverà la vita. Vi salverà la vita. Assolutamente sì, Christian. Assolutamente sì. L'unica cosa è che per guardarle bisogna iscriversi. L'unica cosa è quella. Però una volta iscritto ti puoi guardare tutte le partite che vuoi. Non ti devi iscrivere a niente, non devi pagare niente. Assolutamente, zero. Di My Hero Academia vidi la prima stagione ma non mi impressionò molto. Infatti le altre stagioni non le ho toccate. Ci sta, poi è anche una questione di gusti.
Ma con i capelli come farai? Te farai la boccia da solo? No, li lascio crescere e poi quando sarà l'occasione me vado a fare da una decespugliata. Prego, Christian. Sto sito salva veramente la vita, ragazzi, perché ci stanno anche le partite di Coppa Italia, di Supercoppa, ci sta veramente tutto. Le partite più recenti di campionato di Serie A, l'unica cosa è che hanno il commento in inglese, mentre quelle più vecchie ovviamente hanno il commento in italiano. Certo che l'ho già provato. Io mi sono recuperato un Foggia Napoli in Serie C del 2004-2005. Per ditte. È una partita spettacolare perché fumogeni, risse, 5 gol in totale, quindi non mi sono annoiato. Fu veramente figo quella partita. Tra l'altro commentata da un Pardo che sembrava castrato. Sembrava veramente castrato, però era veramente figo. Poi capisco l'hype che c'è appresso, infatti è arrivato pure il manga in Italia, il target è molto largo, quindi capisco l'astio che c'è. No, vabbè, mo De Astio non mi pare nemmeno il caso di parlarne. Ci sono anche le partite intere dell'anno che abbiamo vinto lo scudetto? Allora, mo ti dico, vado a vedere subito. Mi metto il coso qua e te lo dico subito, perché la partita più vecchia che c'è è effettivamente degli anni 60, però non so se ci sono quelle del Cagliari. Allora, dell'anno dello scudetto c'è una partita, ma non è del Cagliari. È un Milan-Torino del 5 aprile del 70, 27esima giornata. Mentre la partita più vecchia in assoluto, che è la prima che ti compare quando clicchi su Serie A, è un Bologna-Inter del 64, che fu lo spareggio per l'assegnazione dello scudetto, che vi spoilerò, vinse il Bologna, perché in quell'anno lo scudetto lo vinse il Bologna. Me lo ricordo perché vidi uno speciale di Matteo Marani sul Bologna e mi ricordo che parlò di questo spareggio che si giocò in campo neutro a Roma. Però ci stanno veramente un botto di partite, veramente tante, ragazzi, veramente veramente tante. C'è la semifinale di Coppa UEFA Cagliari-Inter. Allora, controlliamo perché mi hai dato una bella idea, perché mi potrei recuperare quelle partite. Allora, se il sito collabora, magari, dai su, Europa, ecco, Coppa UEFA. Delle cronache di Pizzul. Attenzione, Allora, qui sto nell'89. Noi in Coppa UEFA ci siamo andati Dino Baggio? Allora, vediamo un po'. Qua c'è il Genoa. Real Madrid-Torino, semifinale. I coglioni. Per adesso non ho beccato partite del Cagliari. Però potrei aver sbagliato io anno. Regà, in che anno siamo andati in Coppa UEFA? Era il...
Allora, nel 92-93 ci siamo qualificati per la Coppa UEFA, quindi nel 94. 94. E quindi ci dovremmo sta. Sì, assolutamente sì, Christian. Ci stanno. Ci stanno. 30 marzo del 94, Cagliari-Inter. E il 12 aprile del 94, minchia, il giorno dello scudetto. Ehm, la semifinale del ritorno. Ci sono, ci sono. C'è anche la finale in cui che si giocò tra l'Inter e l'Austria Salzburg, che è la squadra che è stata mandata a puttane per creare il Salisburgo di adesso. Mechelen Cagliari c'è? È sempre di quell'anno là della Coppa UEFA, Zares? Sempre di UEFA, sempre di quell'anno, presumo. Sì, allora sì, ma ci stanno solo quelle partite del Cagliari, solo quelle. Io sarei curioso di recuperarmi l'Empoli in Coppa UEFA e il Livorno, che se non mi ricordo male segnò pure Amelia. Non so in quanti se lo ricordo. Te, Christian, probabilmente non te lo ricorderai perché ero bambino io. Però io mi ricordo il Livorno in Coppa UEFA con gol di Amelia. Però erano tipo le qualificazioni, gli spareggi. Vediamo se riesco a ritrovare l'Empoli in Coppa UEFA. Me lo ricordo che Pinzoglio. Sì, Pinzoglio, sì. Che cazzo sto di? Volevo di coso, quello del Benevento. Poi sto sito è lento veramente come una quaresima poi. Oh, il 2004, dovrebbe essere il 2004 quando l'Empoli andò, o il 2004 o il 2005 quando ci andò l'Empoli. Vediamo se c'è. Assolutamente no. Non sapevo che il Livorno fosse stato in Europa. Sì, il Livorno sì. Il Livorno sì. Non so se poi arrivò ai gironi veri e propri, però gli spareggi assolutamente sì. Gli spareggi di Coppa UEFA li ha fatti. Tocca vedere se lo becco. Ma io basta che faccio così. Empoli, niente. Livorno, niente. Andiamo alla pagina dopo. Semplice. Eccolo, Livorno Rangers. 19 ottobre del 2006. Ah, erano proprio i gironi, erano. Livorno e Spagnol. No, vabbè, che spettacolo. Che spettacolo. Ciao, France. Il Derry City, ma che cazzo di squadra è? No, Livorno Rangers, dopo ma la vedo. Ti prego, dimmi che il commento è in italiano. Ti prego, dimmi che il commento è in italiano. No, è in inglese, cazzo. Come mai parte 2? Perché la prima live si è interrotta per motivi di copyright.
Però sti cazzi. Sti cazzi. Sì, ma tanto mo chiudo. Alla fine è durata un'ora, ci sta, dai. Tanto ci sei rimasto solo te, France, quindi tanto vale chiude. Come Discord, pare Discord. Oh. Vabbè, France, sempre Forza Cagliari. Se beccamo. Bello.